Si è svolta sabato alla presenza di tanti amici ed ex compagni di partito e dei familiari la cerimonia in ricordo dei 10 anni dalla scomparsa dell'onorevole Vincenzo Di Caro, sindaco ininterrottamente dal 1952 al 2003 del comune di Camastra. Per tale ricorrenza l'amministrazione comunale di Camastra, guidata dal sindaco Angelo Cascià, ha voluto ricordare la sua figura con la realizzazione di un busto di bronzo situato nell'atrio dell'ingresso del comune, realizzato dallo scultore Biagio Governali, oltre al busto anche una stele con su la scritta di un suo pensiero. Ho dedicato la mia vita al servizio del popolo, ho lottato con passione e coraggio per affermare la dignità dell'uomo ed elevare la sua condizione, con le lotte contadine e le riscosse proletarie. Ho promosso l'importanza del lavoro e l'uguaglianza delle classi, ho amato l'onestà politica e la mia gente, con l'affetto di un padre e la forza di un condottiero conservate per sempre i risultati che insieme abbiamo conquistato. Per noi l'onorevole De Caro è stato tutto, rappresenta la storia di questo nostro paese ed è il nostro dovere lasciare anche alle generazioni future il ricordo di questa persona che fino ad ora è la persona più importante che ha avuto Camastra e che si è speso tantissimo per la nostra popolazione. Il ricordo che ho di mio marito, la cosa più bella è la sua umiltà, la sua signorilità e il suo stare sempre col pensiero agli ultimi. Tra una cena da una persona troppo importante, molto importante, e una cena dagli amici che già andavano in campagna a fare le pizze, lui preferiva andare da loro perché sicuramente sarebbero stati più felici dei primi. Quindi, e poi la sua lealtà è il dono più grande che Dio gli abbia potuto dare, la serenità d'animo e essere sempre presente dove c'erano bisogni, a parte la politica e l'uomo politico che era, ma quello che era per la gente. Grazie a voi di essere venuti e di averci onorato con la vostra presenza e la vostra televisione importante. Io personalmente ho il ricordo, a parte politico, anche personale, di famiglia proprio, quindi oggi non potevo che essere presente a questa manifestazione che rende omaggio a un grande uomo, un uomo che ha fatto della politica veramente quella che molto spesso si abusa dicendo un'attività a servizio della popolazione. Questi sono esempi, lui come quello di mio padre, di uomini che si sono messi al servizio e hanno dato sviluppo e una speranza di vita a molte persone. Io sono stato con Vincenzo De Caro e tutti i leader della federazione provinciale di Agrigento, che era la quarta in Italia, moltissimi anni, credo vicino al cinquantennio, e mi fa piacere che siano confluiti qui per ricordarlo quasi tutti i militanti socialisti della provincia, quasi ad onorare un uomo che ha fatto tantissimo, non solo per Camastra, dove è stato sindaco per ben 53 anni, ma per tutta la provincia. L'onorevole De Caro è un uomo certamente conosciuto, un uomo che ha caratterizzato la sua azione politica sempre con uno sguardo attento al territorio, alle istanze cittadine, la capacità di ascolto, e poi una caratteristica sua è quello di essere un uomo politicamente leale. Lo fu leale nei confronti del Partito Socialista, sempre, e fu leale anche nei confronti della Loricella, al quale doveva tutta la sua carriera politica, e questo è un segnale ovviamente anche rivolto ai tempi odierni, dove si cambia partito, si cambia schieramento con facilità. Quelli erano i tempi in cui un partito importante, storico, come il Partito Socialista, peraltro come erano anche la Demonstrazione del Partito Comunista, si apparteneva per un convincimento di natura ideologica. Il rapporto con Loricella era un rapporto umano e entrambi spesero molto nei confronti di questa comunità di Camastra, di Ravanusa. Era un territorio molto vicino al Partito Socialista che dava grandi risultati in ragione anche dell'impegno profuso da questi uomini.